Il cosiddetto conto della serva sulla Tasi è salato. Da uno studio della CGIA di Mestre, la nuova tassa graverà sulle imprese artigiane dai 73 fino a quasi 800 euro. Il mondo delle piccole e medie aziende del Veneto è in subbuglio. La politica è fuori dalla realtà, dicono gli artigiani. Probabilmente le istituzioni non si ricordano più di avere rispetto né dei cittadini né delle imprese. Pensare a un'ulteriore impennata, anche piccola, di questa nuova imposta mette già l'imprenditore nel momento di riflessione maggiore. Una riflessione che può portare a cosa? A un distacco sempre più importante fra la realtà reale del paese e chi ci sta sopra. La Tasi l'anno scorso le aziende non la pagavano, del resto nemmeno anche i cittadini sulla prima casa, e quindi sarà un aggravio di costo che andrà a incidere, ahimè, sui bilanci delle aziende. Ma dov'è il federalismo? Si chiedono alla CGIA, perché la Tasi va nella direzione opposta. Il 2014 non promette niente di buono per le nostre aziende, rincara la dose preoccupato il presidente veneto di Confartigianato. Soffriamo ma teniamo duro per i dipendenti e per mantenerci sul mercato, però i conti in azienda non tornano più. Cosa fa il governo? Si tratta di un intervento che non risolve il problema dei bilanci dei comuni, ma risolve sicuramente le situazioni sociali, quindi non si tratta di un aumento di tasse, ma una redistribuzione a favore dei ceti più bassi. Probabilmente la prima rata la pagheremo a giugno, sta di fatto che questi servizi indivisibili rischia di essere il giochino delle tre carte, in qualche modo ce la stanno smenando e probabilmente, come dice lei, ce la fanno pagare più volte. Il sottosegretario quindi esclude che la Tasi colpisca le piccole aziende e chiede di aspettare gli effetti positivi della nuova tassa sui redditi più bassi. Gli artigiani non ci credono e chiedono all'esponente veneto del governo di rispettare gli impegni. Al sottosegretario Baretta, che ho incontrato anche recentemente, e gli ricordo, sì, gli impegni quando si assumono bisogna anche portarli a termine. Quindi vi siete impegnati di diminuire le imposte e le tasse sulle imprese? Fatelo. Penso che il Presidente Sbalchiero possa tranquillamente essere assicurato che nell'arco di quest'anno ci sarà un'ulteriore riduzione fiscale. Abbiamo iniziato con il cuneo, sappiamo che non basta, ma questa è la strada giusta.